Per gli esploratori di ogni età che vogliono scoprire dove porta ogni strada, anche quella della fantasia. Mitsubishi ASX Active Smart Crossover. Con rottamazione tu a partire da 15.450 euro o 14.450 euro con finanziamento EcoShock. Mitsubishi ASX for Everyday Explorer. Sì, ma tu sei ex. Cellulopoli, la città della telefonia mobile, punto vendita di Agrigento. Vendita e riparazioni di cellulari, tablet e computer. Centro assistenza Apple, ripara il tuo dispositivo in un'ora. Da Cellulopoli trovi i migliori accessori per il tuo smartphone, componenti e periferiche per il tuo computer e tutta l'elettronica di consumo. Cellulopoli è anche punto vendita Fastweb, Infostrada, Tiscali, Lica Mobile e Iliad. Cellulopoli Agrigento organizza il corso pratico per l'utilizzo dello smartphone. Per informazioni e iscrizioni contattalo 0922 40 17 18. WhatsApp al 347 81 21 321. O vienici a trovare in via Dante 2/4 ad Agrigento. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it. Buonasera e benvenuti alla sesta puntata di A Tutto Campo. È stato un weekend funestato da una tragedia che ha colpito la provincia di Agrigento, la Sicilia e l'Italia intera. 12 le vittime del maltempo, tra cui 2 bambini piccolissimi e un ragazzino di 15 anni che hanno messo in secondo piano tutto il resto. È difficile poter parlare di altro in questi momenti così drammatici. Quello che posso fare è porgere il mio più sentito cordoglio alle famiglie delle vittime di questa disgrazia. Cordoglio a cui si unisce la redazione giornalistica di Televide Agrigento, gli editori e i giornalisti dell'emittente, così come gli ospiti della sesta puntata. Sono state tante le partite rinviate proprio a causa della tempesta che ha colpito la Sicilia. Si è giocato in altri campi e al chiuso, ovviamente. Ne parleremo comunque con gli ospiti, mi duole dirlo, ma show must go on, lo spettacolo deve tristemente continuare. Ne parleremo con gli ospiti di questo weekend sportivo, perché sono stati tanti i successi delle squadre agrigentine, alcune partite sospese. Ne parliamo subito con Francesco Daino del calcio dell'Acragas Futsal Calcio a 5. Benvenuto Francesco. Grazie, buonasera. Giuseppe Cuffaro della Fortitudo Agrigento. Grazie, benvenuto buonasera. Giuseppe. Federica Mettidieri della Pallamano Girgenti, benvenuta Federica. Buonasera. E Pasquale Spataro, il professor Spataro della Colimbetra Nuoto, benvenuto. Buonasera, anche a te. grazie per l'invito. Allora, partiamo subito con Giuseppe. Giuseppe, la Fortitudo ieri un ennesimo successo,
grandissima prestazione della squadra contro Cassino. Quali ostacoli secondo te ci sono stati nel corso dell'incontro e quando avete capito di poter vincere questa partita? Sì, secondo me abbiamo iniziato male ieri con un'intensità sbagliata e loro hanno iniziato bene anche perché venivano da 0 vittorie su 5 partite, quindi avevano assolutamente voglia di vincere. Poi noi pian piano siamo messi lì fino ad arrivare al meno 13, il terzo quarto, con un ottimo terzo quarto siamo passati in vantaggio, se non mi sbaglio è finito 28 a 14. Da lì poi abbiamo tenuto il vantaggio e abbiamo portato a casa. Tu sei entrato nel corso del match? Sì, ieri non ho giocato tantissimo, quindi diciamo di no a fine partita. Diciamo che tu sei il secondo play della Fortitudo, sei frutto del vivaio della squadra agrigentina, dunque devi tenere alto i colori di Agrigento e della Fortitudo, perché domenica prossima poi affronteremo Treviglio sì, alla Palamoncada, per cui sempre in gamba. Dovremmo avere un servizio che riguarda proprio questa partita con relative interviste realizzate subito dopo con i tifosi al termine dell'incontro, poi torniamo in studio. Ottima, bella partita, piacevole. Signora? È stata una bella partita, emozionante, veramente. Vittoria meritata e comunque primo tempo equilibrato. Bellissima, una bella partita. Emozionante. Emozionante, sì, sicuramente. Grandi nostri giocatori. Bellissima partita. Bene, rientriamo in studio. Giuseppe, il pubblico vi ha supportati, però è poco, non è quello che ci si aspettava, ecco, perlomeno per il posto che occupa la Fortitudo, prima in classifica in Serie A2 con un campionato strepitoso del team di Ciani. Allora.
Sicuramente il pubblico può arrivare a ricoprire un ruolo fondamentale in determinati momenti della partita. Ci ha aiutato sicuramente, ma un po' di pubblico in più non guasterebbe, diciamo, ecco. Aspettiamoci più gente col Treviglio. Speriamo che vengano più persone contro Treviglio, perché noi mettiamo tutto il nostro impegno. Speriamo che le persone lo ricambiano. Quanto può incidere la presenza del pubblico, specialmente in una partita difficile e complicata? Si sente tanto dal campo, cioè le prestazioni possono cambiare veramente tanto. Il Presidente cosa dice di questa mancanza? Di certo felice non è. Di certo felice non è. Sarebbe molto felice anche lui. Noi non possiamo fare altro che appoggiare e stimolare la gente a seguire la Fortitudo Obbligare sempre più. No, assolutamente, quindi. È sempre un bello spettacolo. Dovremmo avere anche un'intervista di fine partita a Mister Ciani, però prego la regia, dovremmo avere un collegamento con un... No, allora mandiamo subito il servizio che riguarda il post partita della Fortitudo, poi torniamo in studio. È stata la partita che si poteva prevedere, nel senso che Cassino ha giocato con grande determinazione all'inizio, che gli viene da una posizione di classifica in questo momento sicuramente difficile, da una situazione emotiva sicuramente difficile, e quindi è chiaro che sono partiti con il massimo dell'aggressività, della concentrazione, della determinazione, e il primo quarto è figlio di questo da un lato, e della nostra invece difficoltà a entrare in partita, nel senso che, come abbiamo più volte detto durante la settimana, il rischio era quello di partire un po' morbidi, non dico di sottovalutare, ma anche inconsciamente di pensare che dopo l'impresa di Bergamo poi alla fine tutto il resto potesse venire così, col minimo sforzo, e invece col minimo sforzo in questo campionato arrivano solo le sconfitte. Per fortuna dopo il primo quarto brutto per lucidità, brutto per attenzione, brutto per intensità, piano piano abbiamo cominciato a risalire la china, abbiamo vinto tutti e tre i quarti successivi, il primo ci è servito soltanto per così rompere il trend, non certo per fare un recupero importante. La seconda metà della gara invece credo che gli equilibri si siano completamente spostati, il rapporto di valori si sia completamente spostato, abbiamo giocato difensivamente la partita che volevamo giocare, e al di là degli ultimi due canestri negli ultimi 30 secondi concessi, abbiamo concesso 28 punti in 20 minuti al di là degli ultimi due canestri, quindi significa che a quel punto abbiamo impresso un marchio importante sulla gara, e di questo siamo contenti. Anche in una giornata non brillantissima siamo riusciti a vincere, a mantenere così questa posizione piacevole di classifica che attualmente occupiamo, ma soprattutto insomma, ecco, oggi dall'ultimo posto in classifica abbiamo 10 punti di vantaggio più lo scontro diretto favorevole, quindi insomma cominciamo a mettere qualcuno alle nostre spalle con una certa decisione, che è la cosa principale e più importante. Eccoci rientrati in studio, tra poco faremo vedere anche la classifica e i risultati della Serie 2, però c'è un piccolo fuori programma perché abbiamo in collegamento diretto chiamiamolo presidente, o comunque colui che ha riorganizzato l'Acragas, l'Olimpica Acragas, l'ha iscritta in promozione, Giovanni Amico. Ciao Giovanni, mi senti? Sì, ti sento, ciao. Buonasera Giovanni e benvenuto da Tutto Campo. So che c'è un aereo che ti aspetta, per cui dobbiamo correre velocemente. Brevemente, ci sono delle importanti novità societarie che ci stai appunto per dire, cosa riguardano? Dici tutto quello che devi dire. Allora, le importanti novità societarie che si sono concretizzate negli scorsi giorni e che saranno formalizzate e comunicate nei prossimi giorni, nel corso della prossima settimana, riguardano l'ingresso nell'associazione sportiva dilettantistica di un gruppo di tifosi, di professionisti agrigentini. Io considero questo un fatto importantissimo, in quanto è nel solco di quello che ci eravamo previsti, ed è un primo passo per costruire una compagine societaria che possa poi definire un progetto sportivo e rilanciare
la squadra di calcio ad Agrigento. Sono state già date le cariche societarie, Giovanni? No, siamo ancora in una fase nella quale dobbiamo formalizzare l'ingresso nell'associazione, e per farlo e anche per comunicare i nomi e quant'altro abbiamo bisogno di qualche giorno, perché vogliamo comunicarlo nel migliore dei modi, perché quello che manca in questo momento a mio avviso è il coinvolgimento totale della città e dei tifosi. Io noto con dispiacere, ma purtroppo un po' senza avere possibilmente la capacità io di coinvolgere queste persone, noto con dispiacere, dicevo, che ci sono larghe parti della tifoseria e soprattutto di soggetti che hanno sempre seguito con grande interesse l'Akragas, che sono assolutamente disinteressati rispetto al progetto dell'Olimpica Akragas. Questo io lo comprendo, ha radici anche legate alla delusione che c'è stata l'anno scorso, probabilmente legate anche alla modalità con la quale siamo con ritardo ci siamo messi al lavoro su questo progetto, però se noi non riusciamo a superare questo scoglio non saremo credibili neanche rispetto agli sponsor, agli investitori, a quelli che vorranno far parte di questo progetto. Però sono ingressi societari comunque importanti, che danno un quadro più definito all'associazione e alla società. E sono anche propedeutici alla definizione di alcune manovre e trattative ancora più corpose dal punto di vista del contenuto tecnico ed economico, che potranno a valle di questo essere ulteriormente incentivate, perché il vero problema che noi abbiamo, Salvatore, è questo, cioè noi abbiamo fatto partire un progetto e lo abbiamo fatto partire in grande premura nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di inserire il titolo in promozione, e lo abbiamo fatto in carenza di un leader interno alla società che potesse poi coagulare attorno a sé altri pezzi della città, dell'imprenditoria, e quindi formare un gruppo che poi è sempre lo zoccolo duro su cui fondare la rinascita della società. Società che si rinforzerà sicuramente a dicembre, no Giovanni, diciamolo. Il nostro peccato originale è questo, cioè siamo partiti prima ancora di avere coagulato questo gruppo di imprenditori, però io conto di farlo comunque e di riuscirci anche grazie a questi amici, professionisti, tifosi che hanno sempre avuto un grande interesse personale nei confronti proprio della squadra dei biancazzurri dell'Akragas, e che potranno ora dall'interno, quindi all'interno dell'associazione, con ruoli precisi anche all'interno dell'associazione, dare un contributo nel solco di quello che ci siamo detto, che è quello appunto del coinvolgimento di questi della città, degli sponsor, degli imprenditori, dei commercianti, dei tifosi stessi, perché ripeto, noi mercoledì abbiamo fatto 42 paganti. Ora è chiaro che era un mercoledì, è chiaro che era un giorno piovoso e quindi ci sono tutte le attenuanti, però io credo che prima ancora di proporci anche agli altri per mandare un messaggio positivo, dobbiamo comunque creare qualcosa di importante tra di noi. Certo, i risultati, Giovanni, scusami, i risultati portano entusiasmo ovviamente che si alimenterebbe anche non solo con l'ingresso societario, ma con i rinforzi che serviranno all'Akragas nel mercato di dicembre, che sicuramente arriveranno per potenziare la squadra. Il problema dei rinforzi è un problema che arriva un attimo dopo. Se noi da qui a dicembre non riusciamo a costruire una compagine societaria, un gruppo che si carica anche il futuro di questa associazione, allora i risultati, tutto quanto, sarà un esercizio accademico inutile, perché ammesso che tu vinci il campionato o comunque te lo giochi fino alla fine, a giugno farai i conti col fatto che non c'è una società. Quindi io penso che la cosa più importante a cui tutti dobbiamo pensare è questo, e secondo me lo sforzo che ogni tifoso akragantino deve fare, ognuno di quelli che si professa tifoso, giusto, perché poi ognuno certo, ha una propria sensibilità e un proprio modo di accostarsi alla squadra, però ognuno di quello che si professa tifoso deve provare a dare un contributo, anche solo venendo allo stadio. Però dico, se non creiamo entusiasmo attorno a questo, sarà inutile anche proporsi
perché la proposta si svuota, non ha più senso, cioè il calcio poi si alimenta di questo, di condivisione di un progetto, quindi la speranza è che questo passaggio che in questa settimana formalizzeremo sia il primo di altri passaggi e sia quello che può però coinvolgere di più e meglio la città rispetto a quanto... Certo, la città e gli imprenditori. L'ultima domanda, Giovanni, e ti lascio. C'è un giorno già stabilito per fissare le cariche societarie o ancora non avete deciso? No, questa settimana io rientrerò venerdì ad Agrigento, quindi nel corso del fine settimana ci vedremo per questo motivo, però non abbiamo ancora stabilito un giorno e un organigramma. Vabbè, al più presto. Ok, sì, ti ringrazio per l'intervento da tutto campo. Giovanni, buon viaggio. Grazie a voi, grazie. Grazie. Francesco, prospettive per l'Agra che sembrano positive, anche se Giovanni mette le mani avanti. Giovanni amico. È normale mettere le mani avanti da una persona qualificata quale Giovanni. Ci auguriamo e ci aspettiamo il meglio per l'Agras. Diciamo che veniamo da campionati professionistici e vederla giocare in promozione dà, diciamo, tra virgolette, dà fastidio, ecco. Però sono convinto che Giovanni ha una grande esperienza e con gli amici, come dice lui, può riuscire a riportare l'Agras. Piccolo passo indietro, classifica e risultati del basket, perché avevamo lasciato Giuseppe e la Fortitudo in sospeso per la telefonata appunto intercorsa con Giovanni Amico dell'Acragas. Vediamo se la regia passa ai risultati. Treviglio Leonesi Roma 92-62, Siena Trapani 86-75, Roma Casale Monferrato 74-66, Tortona Rieti 48-51, Fortitudo Agrigento Cassino 85-75, Orlandina Basket Bergamo 89-90, Legnano Biella 70-73, Scafati Latina 102-92 per una classifica che vede incontrastata in vetta appunto al campionato di Serie 2 la Fortitudo Agrigento, ed è un bel vedere, Giuseppe, vedere Agrigento in vetta. Non so se ci siano state altre volte in passato con noi in vetta. Mi sa due anni fa sì. 2 anni fa sì, quando abbiamo perso i playoff poi forse. Con la Fortitudo, sì. Con la Fortitudo. Benissimo, possiamo tornare alla classifica un attimo per favore per vedere anche le altre siciliane. Siamo in coabitazione con Roma, con la Virtus Roma, poi le altre siciliane, Orlandina 8 punti, Trapani a 6 e poi via via tutte le altre con il Cassino appunto fanalino di coda a 0 punti. Nell'attesa dell'altra chiamata all'altro ospite, ti volevo chiedere, Giuseppe, il direttore sportivo del Cassino non ha avuto parole belle, diciamo, nei confronti della partita o comunque della sua squadra? Sì, no, si lamentava più, ma non l'ho vista bene, me ne hanno parlato, mi hanno detto che si lamentava più per la terna arbitrale, ma ora di preciso non so cosa abbia detto, però si lamentava di un preciso fatto successo durante la partita, di un fischio sbagliato secondo lui. Benissimo, adesso mi dice la regia che abbiamo un collegamento importantissimo, abbiamo in diretta telefonica l'ex giocatore del Palermo, della Sampdoria, Moris Carrozzieri, un grande del passato nei campionati appunto di vertice in Italia. Benvenuto Moris da tutto campo e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ciao Moris, benvenuto. E io pregherei anche la regia di fare vedere un breve tuo servizio di presentazione per far capire anche a chi ci segue da casa il personaggio che abbiamo ospite oggi. Vediamo proprio un minuto e poi torniamo in studio.
Palermo, ma anche di Sampdoria ed Atalanta. È un piacere averti in collegamento e grazie per aver accettato il nostro invito, Moris. Moris, la prima domanda che volevo porti è: come vedi il calcio italiano, perlomeno dopo il tuo addio al calcio e alla Serie A? Questa è una bella domanda. Diciamo che giustamente io ho smesso 4 anni fa, 2014. Sì. Diciamo che quei giocatori lì nel campionato di oggi italiano non ci sono più, vari Ronaldo, Ronaldinho, Ibrahimovic, Kakà, Shevchenko, Trezeguet, Totti, Del Piero, insomma, per dirne qualcuno. Vedere il campionato di oggi, tolto Cristiano Ronaldo e Higuaín, non vedo giocatori che, diciamo, possono avvicinarsi a quel calibre di quella gente lì quando c'eravamo noi, anche vari piccoli, Cavani, Pastore, è inutile dire, siamo un calcio un po' lontano, secondo me non si vedranno più questi campioni in Italia, anche perché adesso i giocatori forti italiani si vanno all'estero, per il caso Verratti e gli altri. L'Italia sta perdendo molto. Sì, a Palermo sei ancora un idolo, hai giocato anche la mitica finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico contro l'Inter. Cosa ti manca più di quel mondo del calcio e di quella parentesi importante in rosanero? Ma cosa manca? Manca che, prima cosa eravamo una squadra fatta di uomini, prima di calciatori, questo è l'importante, perché oggi vedi parecchi ragazzini che se dici qualcosa non mandano anche a quel paese, quindi prima non si potevano permettere nessuno di rivoltarsi a un Piccoli, a un Liverani, a un Carrozzieri, a un Balzaretti, quindi quando erano arrivati vari Cavani, Pastore, Hernandez, o si aggregavano a noi, si legavano nella barca, oppure venivano buttati giù da soli, anche se erano dei fenomeni, però sapevano che si andava in campo tutti uniti, correvano, e se avevano bisogno di qualcosa potevano sempre chiedere perché noi eravamo sempre presenti. Se vedevamo che il ragazzo meritava, se vedevamo che era uno che non meritava, lo lasciamo in abbandono da solo, quindi non è che avevano altre chance, mentre oggi più sei carino con i ragazzi, più gli fai, diciamo, da chiocciola e più loro se ne fregano, quindi non c'è neanche più rispetto. Ma questo non è colpa di tali allenatori, che è colpa da partire dai procuratori, altre cose si mettono in mente che sono dei fenomeni, e poi per vedere sul campo alla fine i fenomeni per i pochi. Certo. Sono arrivati di Bala, Pastore, Cavani, questo è un fenomeno. Oggi non vedo, oggi è stato coronato l'anno scorso, ma adesso non vedo altri giocatori fenomeni come i nostri procuratori. Quindi alla fine anche loro sono dei nostri ragazzi. Sì, tu hai esordito in Serie A contro la tua squadra del cuore, l'Inter, in un Inter Sampdoria di qualche annetto fa. Marcavi Cruz e Martins, ma quello che volevo chiederti è qual è stato il giocatore più difficile da marcare nella tua lunga carriera? Ma sicuramente Ibrahimovic è un giocatore che insomma l'ho marcato una decina di volte, quindi fisicamente dava un po' fastidio, era un 97, un 98, quindi era più alto di me, poi era anche un giocatore bravo tecnicamente, potente, ma c'erano giocatori, per Ibrahimovic a livello fisico era un giocatore che è difficile contrastarlo, poi c'era tipo un altro giocatore che era in Inzaghi della situazione, che ti vedevi che stava in fuorigioco per 15 volte, la 16ª volta non c'era, ti faceva gol, ognuno aveva le sue caratteristiche, quindi erano dei campionati, devi stare a 1000 occhi da vedere, quindi. Mentre oggi non c'è più, non trovi più l'Inzaghi che anche se la palla va verso il fallo laterale lui corre perché può battere la palla sulla bandierina ma prende la palla, oppure ogni volta che sta in porta andato sotto il portiere. Non ci sono più questi giocatori con questa mentalità, adesso ci sono giocatori, io li chiamo mezzi giocatori, perché tolti Higuaín, tolti Higuaín, Cristiano Ronaldo, non so, dimmi, anche l'anno scorso 2 anni fa ho seguito il caso La Padula, 30 gol in Serie A, Pescara subito al Milan, 9 di Van Basten, ma come ci vai al Milan? Se tu hai fatto 30 gol in via Pescara, prima di arrivare al Milan devi fare Sassuolo, Cagliari, Palermo, Fiorentina, poi a Regais arrivare alla grande, ma non a Pescara, titolare al Milan, cioè sono proprio operazioni che prima non c'erano, prima per arrivare al Milan dovevi fare una trafio alla Juve di squadre sufficienti come Sassuolo così, poi squadre buone come Palermo e Fiorentino che poi arrivare al Milan. Adesso infatti anche tutti arrivare al Milan, mettere il numero 9 di Van Basten mi sembra pure una cosa un po' esagerata. Moris, nella vita tutti possiamo sbagliare, tu hai pagato per i tuoi sbagli, ma hai avuto la forza di rialzarti, ripartire e non mollare mai.
Che consigli dareste ai giovani calciatori che vogliono intraprendere questa difficile carriera? Allora, il consiglio che do ai ragazzi, giustamente prima dalle ragazze e uno dalle genitori, perché io ho chiuso la parentesi di calcio, ero iniziato anche a fare il direttore sportivo, sono a Mantova, dove ho portato Iulici come allenatore, sono stato a Giulianova così, però ho mollato apposta per questo, il calcio doveva essere delle mie attività, quindi ho 80 dipendenti, ho negozi in tutta Italia, più anche 2 ristoranti, sono qui a San Benedetto dei ristoranti. Ho lasciato il calcio apposta per questo motivo, perché il problema di oggi sono i genitori che dicono ai propri figli di fare il calciatore, non è così. Certo. Io da bambino giocavo prima cosa in mezzo alla strada, ancora con le pietre, che mettiamo a fare le porte alle pietre, però era una cosa che a me piaceva, cioè stare lì con gli altri amici. Vedete, oggi il genitore dice al bambino: papà deve giocare a calcio, il bambino finché non c'ha voglia ci va perché lo dice mio padre. Certo. Quindi è una cosa bruttissima questa parte dei genitori. L'altra cosa bruttissima è vedere i genitori fuori che si prendono a botte per i figli dentro. Cioè, le cose prima non c'erano. Quindi la cosa che dico ai bambini di oggi è che devono fare uno sport, che sia il calcio, che sia il tennis, che sia il basket, per non stare in mezzo alla strada a fare nulla. Quindi si vengono impegnati nel pomeriggio, studiare, andare a scuola e in più fare una cosa bella dove loro sono contenti di farla, ma non devono andare lì perché dire oddio devo andare lì perché dice papà, no. Certo. Mi piace una cosa inutile stare lì a farla. Hai perfettamente ragione. L'ultima domanda che volevo porti riguardava il Palermo in questa difficile stagione di Serie B. Palermo, come hai visto in vetta, è in corso la partita del Pescara. Io volevo chiederti cosa manca secondo te a questo Palermo per essere al top, per raggiungere l'obiettivo che si prefissa il presidente, la società e i tifosi, che è la Serie A. Io mi auguro che il Palermo vada in Serie A subito, perché vedere insomma Frosinone, Empoli, Spalli in Serie A, vedere il Palermo in Serie B è proprio da piangere. Stiamo parlando di che non vedo l'ora che il Palermo torni in Serie A. Cosa gli manca? Secondo me adesso con il mister Stellone la squadra ha iniziato un po' a giudicare, che essere un po' più cattiva, a ricompattarsi, quindi purtroppo il campionato di Serie B è lunghissimo, quindi non possiamo dire oggi fermo andare in Serie A. È lunghissimo, però sono convinto che se la giocheranno queste tre, secondo me, tra Palermo, Pescara e Verona. Mettiamo anche il Benevento, anche se fa un passo falso con l'Ascoli domenica, però ecco, diciamo queste 4 sono le pretendenti per andare su, diciamo. Ok. Quanto riguarda il Palermo, ecco, per me quest'anno è una buona squadra, non si sta più coronato della situazione, però sono ottimi giocatori. Ok Morris, ti ringrazio per il tuo intervento a tutto campo, ovviamente in bocca al lupo per tutto. Tu di cosa ti occupi ora, Morris? Ho dei negozi di Talliwelli che sono di abbigliamento, negozi mondadori, e ho un bar, ristorante, l'Onice Bar qui a San Benedetto, e un altro ristorante attaccato sempre qui a San Benedetto, quindi ho delle varie attività. Hai un po' diversificato giustamente i tuoi interessi. Ok Morris, grazie, un saluto ti giunge dalla redazione e un ringraziamento. Grazie e buonasera, ciao Morris, grazie. Bene, torniamo in studio, guardiamo subito la classifica della Serie B, perché è molto interessante per il Palermo. Ieri appunto vittorioso contro il Cosenza per 2-1, Verona Cremonese 1-1, Foggia Brescia 2-2, Padova Cittadella 0-0, Palermo Cosenza appunto 2-1, Benevento Ascoli 1-2, Crotone Carpi 1-1, Venezia Salernitana 1-0, Livorno Perugia 2-3, si sta giocando ed è in corso Pescara Lecce per una classifica che vede in vetta, in attesa di Pescara Lecce, il Palermo con 21 punti, Pescara 19, Verona 18, Salernitana 17, Benevento e Lecce 16, via via tutte le altre con Foggia, Livorno e Carpi a chiudere la classifica. Francesco, tu hai seguito il Palermo per alcuni anni anche in categorie superiori, dunque in Serie A, come vedi adesso la situazione attuale del Palermo, che sta cercando appunto di risalire nonostante il pubblico non sia carente, appunto la favorita, pochissimi paganti anche per la causa del maltempo proprio contro il Cosenza? Il Palermo, diciamo che la B è una categoria che sta stretta, ecco, perché siamo stati abituati negli anni migliori a vedere gente
che oggi fa la Champions, no? Cavani, per dirne uno, ma diciamo Dybala stesso che gioca nella Juve, ecco. Quindi noi tutti ci aspettiamo di vederlo in Serie A, perché secondo me è la categoria che le compete, e sono sicuro che il pubblico in una categoria importante come la Serie A non mancherà e sarà sempre lo stadio tutto esaurito. Sì, Pasquale, tu con i giovani sei il presidente di un'associazione importante, forse il microfono dovresti riprendere il microfono e attaccarlo. Sei presidente di un'associazione importante, la Colimbetra Nuoto, che è ripartita con un progetto importante. Tu a livello agonistico avevi tanti giovani in passato che gareggiavano in gare anche nazionali. Sì, giusto, il prossimo anno compio 30 anni di attività di nuoto, quindi nella mia carriera ho fatto di tutto, quindi dalla scuola nuoto fino a seguire allievi e atleti di caratura, insomma, per la partecipazione ai campionati italiani di nuoto tantissimi anni fa. E adesso avviamo un nuovo progetto, dopo aver avuto tutta questa esperienza di nuoto, quindi gestiremo da ottobre in poi, insomma, la piscina coperta dell'Hotel Tre Torri, è stata chiusa per diversi anni e quindi adesso ci accingeremo noi a creare un'attività nuova con tantissime novità, dall'acqua gym, dall'acqua fitness alla scuola nuoto che comprende bambini da 3 mesi fino a 36 mesi, quindi con il settore neonatale. Poi abbiamo l'acqua fantasia che va da 3 anni a 5 anni, per poi chiudere la scuola nuoto con bambini che vanno dai 5 ai 15 anni. Qua vediamo una delle istruttrici, tua figlia. C'è mia figlia che Marta. fa parte dello staff, quindi il nostro staff è composto da me personalmente, che sono vicepresidente dell'associazione, e in più diciamo, ricopro il ruolo di allenatore, un tecnico diciamo, della mia associazione, e mia figlia che anche lei è un tecnico FIN, e mia moglie che si occuperà del nuoto diciamo, neonatale. Ne continueremo a parlare nel corso della puntata. Ti interrompo perché abbiamo un altro collegamento importante. Alessio Nicotra, Gazzetta dello Sport, di Globus Television, per quanto riguarda il Catania. Alessio non c'è. Prego Pasquale, continua. Sì, allora stavo dicendo che proprio quest'anno faccio 30 anni di esperienza di nuoto. Ho iniziato, se possiamo dire, nell'89 all'Hotel dei Pini con i vari corsi che facevo, e poi da lì mano a mano sono andato a gestire diversi impianti di tutta la provincia. C'è una Agrigentina che a livello agonistico è arrivata da buoni livelli nel nuoto. Allora, io ricordo che ho incontrato in questi giorni un mio ex atleta che si chiama Salvatore Vita, e che con lui ho vinto una medaglia di bronzo ai campionati regionali siciliani, quindi è stato praticamente uno tra i migliori in Sicilia nei 100 rana. Quello che mi chiedo, vero Pasquale, perché non vediamo mai, o comunque vediamo di rado siciliani che arrivano anche a livelli importanti, da campionati nazionali a campionati internazionali, per esempio, perché no anche alle Olimpiadi? Questa è una bella domanda. Vengo da poco da un convegno nazionale di nuoto, allenatori di nuoto a Fiuggi, e da lì si parla tanto di ricerca e formazione. Solo che nella cultura dei club non c'è questa, perché in un club bisogna avere uno staff che completa tutta una squadra, dal preparatore atletico, dal medico sportivo, dal fisioterapista e così via. E in un club che si rispetti, chiaramente è una questione anche economica, ci deve essere uno staff che va diciamo, a convogliare e quindi dirigere tutte quelle che sono le esigenze di degli atleti di una squadra. Ti interrompo, riprenderemo questo argomento perché mi interessa. Abbiamo Alessio Nicotra, Globus Television, Gazzetta dello Sport. Benvenuto a Tutto Campo, Alessio. Buonasera ai nostri ospiti. Cosa è successo a questo Catania? Sconfitta ieri con potenza di Pino Raffaele, tra l'altro ex allenatore dell'Acragas, quest'Acragas che sembra aleggiare a Catania come un'ombra malefica, perché tu sai benissimo anche in passato nei campionati di Serie C con l'Acragas non c'era un buon feeling con le partite col Catania.
cosa è successo? È successo semplicemente che il Catania ha incontrato una formazione che comunque era molto preparata, una formazione che è stata disposta bene in campo, una formazione che ha voluto mettere, diciamo, in gioco le sue carte. Il Catania dal canto suo, Sottilla ha provato questo difesa play che però non è riuscita molto bene. Pronto Alessio? Sì. Sì, appunto dico, adesso arriveranno scontri importanti per il Catania, per esempio già dal prossimo turno vedo un big match con il Catanzaro. Quanto è importante questa partita secondo te per il morale, per i tifosi e per l'ambiente? Allora, innanzitutto mercoledì c'è la gara il recupero con il Siracusa, sì. È già una gara che serve a dare risposte. Poi il Catanzaro sicuramente è una formazione allenata da uno dei tecnici più esperti del campionato, parlo ovviamente di Gaetano Auteri. Tanto bene può fare, è chiaro che però il Catania deve sapere imporre il proprio gioco anche per smentire quello che si è visto sabato e per potersi rifare sin da subito. Perché questa involuzione secondo te, Alessio? Credo che dipenda, innanzitutto non vanno sottovalutati i meriti della formazione calabrese, c'è del Potenza, però credo dipenda anche da un modulo che forse non è proprio adatto al gioco del Catania. Un Siracusa che secondo te venderà cara la pelle oppure secondo te diciamo prenderà un po' sotto gamba questa partita con il Catania? Bisognerà vedere l'effetto chiaramente del nuovo tecnico, ha pochi giorni per lavorare, però sicuramente vorrà rassicurare al Massimino, quindi vedremo. Come è difficile fare pronostici oggi. Benissimo. Io direi appunto di fare vedere mentre la classifica, nel frattempo Alessio ti trattengo per un altro minuto della Serie C con i risultati. Vediamo un po' il Catania che dovrà appunto recuperare mercoledì questa partita importante con il Siracusa. Paganese Leonzio 0-1, Siracusa Cavese 3-1, il prossimo avversario dei rossoazzurri appunto che vince. Il cambio di allenatore ha fatto bene alla squadra aretusea. Trapani Matera 2-0, Vimponese Francavilla 5-0, Potenza Catania 3-1, Catanzaro Bisceglie 1-1, Juve Stabia Casertania 1-1, Viterbese Rieti 0-1. Si sta giocando Rende e Regina. Quanto per una classifica appunto che vede il Trapani appunto a 21 punti, una classifica un po' diciamo cambiata a causa appunto delle penalità che si sono appunto maturate in settimana, con il Matera a meno 8 punti. Cosa è successo con queste penalità, Alessio? È una classifica che lascia il tempo che trova per le penalizzazioni, per le gare da recuperare di alcune gare, proprio come di alcune squadre, scusatemi, proprio come nel caso del Catania, per il fatto che la Viterbese ancora chiaramente ha pochissimo del campo, quindi secondo me questa classifica lascia molto il tempo che trova, almeno finché le squadre che hanno partite in meno non riusciranno a recuperare queste gare. È difficile poter trarre qualcosa da questo tabellone. È chiaro che è una classifica che comunque ha messo già in mostra, ha già evidenziato quelle che sono le formazioni che potrebbero contendersi la vittoria finale. Sto parlando del Trapani, sto parlando della Juve Stabia, sto parlando del al di là della sconfitta di Potenza. Sicuramente a queste vanno aggiunte Casertana e Catanzaro, che sono formazioni costruite per fare bene, anche se hanno mostrato dei limiti in questa prima parte di stagione. Però insomma, diciamo, questi sono i segnali che possiamo trarre. Poi sappiamo tutti come funziona nella Serie C, a maggior ragione nel girone C, quello meridionale, che è un girone che di sorprese ne ha sempre date tante. Non mi sì, tra l'altro vorrei vedere la classifica se possibile ancora una volta. Domenica prossima Leonzio Rende, Casertana Trapani, Catania Catanzaro appunto e Francavilla Siracusa per quanto riguarda le siciliane. Un Casertana Trapani che interessa direttamente anche vediamo se la regia mi toglie dalla classifica, interessa direttamente il Catania con appunto 21 punti il Trapani. Juve Stabia a 19, Rende 17 ma sta giocando la squadra calabra, il Catania a 14,
potrebbe andare a 17, chissà, mercoledì, e poi provare domenica ad avvicinarsi sempre più alle prime. Una signora squadra, ovviamente quella di mister Sottil. Io ringrazio Alessio Nicota per l'intervento a tutto campo e ti invito a rivedere la puntata sul canale 92 Televide Agrigento e su televideagrigento.tv. Grazie Alessio. Grazie mille a voi, un saluto ancora a tutti voi, grazie per l'invito e ai vostri spettatori. Grazie Alessio. Allora, subito alla Serie D, tu hai seguito quest'anno la Lega Pro? No. Dopo l'Acragas c'è stato un crollo verticale praticamente dell'attenzione nei confronti diciamo di della sì, Serie perché C. poi non essendoci la squadra che della nostra città è normale che non segui più. Certo, subito la Serie D, velocemente con risultati e classifica. Vediamo Ciriale Bari 1-3, Castrovillari San Cataldese 2-1, Città di Messina Rotonda 2-1, Gela Roccella 5-1, Gela Virtus Marsala 1-1, Locri Messina 0-0, Palmese Troina 2-1, Porticino Cerino 0-0, Turris Cittanovese 3-0, per una classifica che vede sempre più incontrastato il Bari in vetta con 20 punti, Nocerina 15, Locri e Gela 14, l'altra siciliana San Cataldese con 11, Ciriale 11, Marsala 10 e Troina 8, Città di Messina 6, Messina 5 con l'Igea Virtus, a chiudere a 3 punti l'altra squadra Calabria in Rotonda. Domenica prossima partita da segnalare, Bari Città di Messina, un testacoda praticamente quasi, poi Messina Gela, San Cataldese Troina Derby e Turris a Ciriale. Spot, poi torniamo in studio e parliamo con Federica. Buonasera. SAE2 SRL è unica concessionaria in provincia di Agrigento dei marchi Mitsubishi e SsangYong. SAE2 SRL propone diversi modelli tra cui SX, Space Star e Tigre. Propone inoltre usato garantito anche a chilometri zero e mette a disposizione della clientela servizi di manutenzione e diagnosi. Ecco qualche esempio. SAE2 SRL è ad Agrigento in via Unità d'Italia 62. Telefono 0922 604573. Sito internet www.sae2.it. Cellulopoli, la città della telefonia mobile, punto vendita di Agrigento. Ti è mai capitato di dover chiedere aiuto per eseguire una semplice operazione con il tuo smartphone? Ad esempio salvare un numero in rubrica, scaricare un'applicazione, spedire una foto via mail o usare WhatsApp. Sei stanco di dover aspettare qualcuno che ti dia una mano ad utilizzare il tuo smartphone? Ti do una buona notizia. Questo è il corso che fa per te. Per informazioni e iscrizioni contattalo 0922 40 17 18. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FINP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it. Studio Pallamano abbiamo una bellissima ospite, Federica Mitidieri del Pallamano Girgenti femminile di Serie A2. Ho visto che diciamo, da 2 anni mi diceva l'allenatore Lillo Gelo che siete diciamo, in attività con la pallavolo femminile, con la pallamano femminile, e ovviamente è un buon risultato quello che si è ottenuto, soprattutto col numero di ragazze che
girano in questo circuito della pallamano. Pochissime ragazze infatti da Agrigento provano lo sport della pallamano perché non è conosciuto. Più la maschile giustamente perché è uno sport che viene conosciuto grazie alla scuola, grazie anche al nostro mister Lillo Gelo che giustamente va nelle scuole a fare attività almeno per 1 o 2 mesi e quindi diciamo che cerca di fare conoscere lo sport ad Agrigento che è totalmente sconosciuto. Per la femminile sì, è un grande traguardo, soprattutto anche la 2, quest'anno che abbiamo iniziato, perché non si sentiva parlare di A2 femminile ad Agrigento dalla bellezza di 10 anni, quindi diciamo che era abbastanza tanto tempo. Dunque in classifica ho visto che non va proprio bene, però l'importante, mi diceva Lillo, è far giocare le ragazze, far conoscere anche la pallamano femminile. Perché la maggior parte delle ragazze delle altre squadre comunque è un'esperienza che noi ovviamente non abbiamo. Avete perso a Licata, queste sono immagini dell'Under 15, probabilmente di una finale della regionale. Della regionale contro Licata forse. Contro il Licata, sì. Contro il Licata. Voi domenica invece in Serie 2 avete perso proprio contro Licata. Contro Licata, sì. E vediamo se la regia mi passa la classifica e i risultati della Serie 2 femminile di pallamano, con appunto Girgenti che è stata sconfitta 27-16, Cireale Retusa, scusate, 25-23 per una classifica che vede appunto Marsala Messina 28-21 per una classifica che vede Girgenti a 0 punti, però non è importante il fattore per la punteggio, perché mi diceva Lillo che fa giocare tutte le ragazze della panchina per fare esperienza, per farvi maturare, dunque una cosa importante. Sì, anche una ragazzina di 9 anni gioca con noi la 2. Ah, bellissimo. Dunque entra in campo in Serie 2 la bambina? È giusto che, visto che comunque questa ragazza viene ad allenarsi, è giusto che giochi anche con noi, è normale. Sì. Vogliamo fare un appello, Federica, a tutte le ragazze che vogliono intraprendere questo sport? Sì, è uno sport complesso, non è uno sport del tutto femminile come si conosce, però è un bello sport, difficile ma bello. Ma nelle scuole girate, cioè per fare conoscere? Nelle scuole sì, 1 o 2 mesi l'allenatore va nelle scuole, fa conoscere lo sport e poi le ragazze che vogliono venire vengono agli allenamenti direttamente. Ho saputo ieri che l'Under 17 o l'Under 15 ha vinto a Licata la prima storica partita. L'Under 17 la femminile questa settimana contro il Licata, sì. Perché Licata ve l'ha sempre date, tra virgolette, però questa volta sì, Licata la squadra è stato campione regionale per 9 anni, quindi è bello tosto. Dunque, diciamo a Licata c'è una pallamano molto avviata. È conosciuta, la femminile soprattutto, sì. Benissimo, invece la Serie B non ha giocato probabilmente? No, la Serie B ha 2 settimane di riposo, la prossima settimana giocherà lo stesso, però in questo momento la classifica lo vede anche a buoni risultati. Prossimo turno? La prossima partita nostra è sabato in casa contro la Cireale. Invece allo Sport Village, diciamo a che ora pure? Alle 17:30. Vediamo i tifosi della pallamano, perlomeno chi si vuole avvicinare a venirvi a seguire. Subito calcio a 5 perché abbiamo un tempo limitatissimo. Complimenti Francesco, capitano dell'Agragas Futsal, per la bellissima vittoria di ieri, 11-2. C'è stato un 11-1. Tra l'altro tu sei pure il portiere, per cui mi pare pure giusto. Avete avuto un blackout nelle ultime 2 giornate e poi finalmente vi siete ripresi. Sì, diciamo che ieri, sabato scusa, è stata la conseguenza di un paio di partite dove abbiamo un po' peccato di inesperienza nel campionato nazionale, ecco. Perché erano 15 giorni fa, eravamo in vantaggio in casa di 3 gol e poi magari pensavamo che già la partita era chiusa, invece gli avversari molto più esperti di noi vi hanno rimontato. Hanno dimostrato che in Serie B non ti regala nulla nessuno fino allo scocco della sirena, ecco. Questo sabato invece dall'esperienza maturata in queste prime partite è entrata una squadra tosta, ben equilibrata, con la voglia di vincere soprattutto. Vediamo, scusami, nel frattempo classifica i risultati del calcio a 5 mentre Francesco continua, prego. Abbiamo messo sotto, secondo me, una delle candidate a vincere il campionato, ecco. Interessante. Sì, no, il Real Parco ha fatto una squadra quest'anno con elementi di categoria superiore, giocatori che lo scorso anno hanno vinto il campionato della 2 e sono andati in Serie A come
la rosa del Meta Catania, hanno in rosa anche dei brasiliani come Toigo, c'è gente che veramente è venuta giù in Sicilia per vincere il campionato. Sono le motivazioni ovviamente che spingono una squadra a fare meglio. Voi dopo 2 sconfitte ovviamente eravate molto motivati. Volevamo regalare al nostro pubblico la prima vittoria casalinga, ecco, e soprattutto regalarcela a noi stessi, perché poi sai come dopo 2 sconfitte è normale che l'ambiente inizia un po' a deprimersi, inizia un po' a soffrire. Quindi diciamo che siamo usciti da un momento brutto, però ora bisogna continuare sul prossimo turno. Prossimo turno un'altra partita molto delicata, andiamo a Polistena in Calabria, una squadra che ha nel roster giocatori che lo scorso anno meritavano in Serie A come Diogo Teixeira, Angelo Creaco, gente che appunto come ti dicevo faceva la Serie A. Andiamo lì per giocarcela, io quando scendo in campo non voglio perdere neanche con mio padre, quindi figurati. A proposito di scendere in campo, io so che tu sei portiere ma sei anche dotato di un tiro micidiale dalla distanza e che ogni tanto ci provi anche in Serie B, da lontano. Diciamo di sì, lo scorso anno 8-9 gol li ho fatti. Ecco. È un portiere che fa 8-9 gol. Quest'anno ci proveremo anche in Serie B. Anche perché a Polistena il campo è piccolo, quindi magari... Ci hai provato anche allo Sport Village domenica scorsa, sabato scorso? Ci ho provato, anche se il mister mi ha sgridato, perché quando ci provo io poi la squadra magari ha bisogno di respirare e io invece mi diletto con qualche tiro di troppo. Benissimo, complimenti all'Acragas Futsal e a Francesco Daino. Subito il volley con la Serie B2, la SEA Paragona ha osservato un turno di riposo, però si è giocato la quarta giornata. Volleggiare Palermo 3-1, Castelvetrano Catania 2-3, Pedara Mediolanum 3-1, Nola Battipaglia 1-3, Volley Reggio Calabria Nemesi Stabia 3-0, Terrasini Santa Teresa de Riva 0-3, ha riposato appunto la SEAP Aragona per una classifica che vede il Santa Teresa de Riva a punteggio pieno con 12 punti, segue il GR con 10, Catania e Reggio Calabria 9, Pedara 8, SEAP Aragona 6, via via tutte le altre, ma la SEAP avrà sicuramente margini, tempo per migliorare la propria posizione in classifica già da sabato, perché si giocherà SEAP Aragona Terrasini alle ore 18 alla Pala Nicosia, per cui ovviamente tutti i tifosi fan della pallavolo sono invitati a seguire la squadra di mister Francesco Eliseo, a cui la redazione pone le condoglianze per la morte della nonna, dunque ovviamente tutti ci associamo al cordoglio del mister Francesco Eliseo. Passiamo subito alla promozione. Acragas, non ha giocato neanche l'Acragas causa maltempo, risultati e classifica: Salemi Monreale 0-1, Borgonovo Partinico 0-1, Balestrate Gattopardo 0-1, tutte le altre partite rinviate per il maltempo, per una classifica che ovviamente che mancano diverse partite all'appello, vede Salemi Monreale a 21, San Giorgio 19, l'Acragas a 12 punti con però 2 partite da recuperare insieme al Camarat. Altre squadre sono con una gara in meno. Francesco, l'Acragas ha margini di miglioramento, con 2 partite andrebbe nella migliore delle ipotesi a 18 punti, dunque a ridosso delle prime. Delle prime, sì. Che sì, dici? Tu hai visto quest'anno qualche partita dell'Acragas? No, ancora no, perché è coinciso con le nostre trasferte e magari non sono potuto andare, magari più in là appena non coincidono andrò sicuramente. Eccellenza, risultati e classifiche, stop per il Canicattì in casa con la Pro Favara e dunque Vetta che va a Licata, che ha vinto 4-1 appunto col Geraci. Vedete gli altri risultati che riguardano le agrigentine, per una classifica che vede il Licata in vetta con 24 punti, a seguire Canicattì e Sant'Agata con 22 e 21 punti, altre agrigentine, il Pro Favara a 8 punti, una sorpresa il Canicattì che è stato fermato in casa dalla Pro Favara. Direi proprio di sì, il Canicattì, per quello che so, ha costruito una squadra per vincere il campionato, quindi, però sappiamo tutti che nello sport non bisogna mai dare nulla per scontato.
Faccio mea culpa perché ho dimenticato il prossimo turno dell'Acragas, si giocherà l'11 novembre con il Villa Abate allo Stadio Seneto, per cui non mancate per questa importante sfida, nell'attesa appunto dei 2 recuperi. Servirà, come diceva Giovanni Amico, l'apporto del pubblico per sostenere questa nuova società che si è appena formata. In settimana avremo appunto le nuove cariche societarie, nuovi ingressi, e dunque non lasciamo solo la squadra della nostra città e non dimentichiamo quella che ci ha regalato in passato le gioie e anche in parte i dolori, però è pur sempre la squadra della nostra città. Francesco, non possiamo lasciarla sola, invitiamo anche tutti i tifosi appunto anche degli altri sport a seguire l'Acragas, così come la Fortitudo, la pallamano Girgenti, il calcio a 5, perché non dopo una bella nuotata alla fine tutti alla Colimbetra all'hotel Tre Torri insieme a Pasquale Spataro. Prima categoria. Nella prima categoria Gira Villarosa 1-1, Branciforte Aragona 1-1, Master Pro Lavanusa 2-0, Raffadale Nicosia 5-0, Empedoclina Leonfortese 1-0, Gemini Caltanissetta 1-0, Nissa Armerina 0-3. Sorpresa in classifica, l'Empedoclina è in vetta, dunque saranno contenti gli editori di Televideo Agrigento e Empedoclini di origine, appunto. Segue Raffadali a 12, Leonfortese Armerina e Master Pro San Cataldo a 9, Nissa e Gemini a 8. Gemini tra l'altro che è allenata da una vecchia conoscenza, da Curzio Sclafani del calcio agrigentino. Branciforti 6, Villarosa e Gira 5, Ravanusa 4, Città di Nicosia 3, chiudono Atletico Aragona e Caltanissetta a 1 punto. Per un prossimo turno che vede Leonfortese Nissa, Ravanusa, Raffadale, Nicosia e Empedoclina per appunto quello che concerne questo girone. Fatemi fare anche i complimenti a Lillo Gelo ed Antonella Attanasio, perché il 7 dicembre alle 16:30 allo spazio Temenos di via Pirandello si celebrerà la festa dello sport per la consegna delle stelle al merito e delle palme conferite dal CONI nazionale e dei premi CONI provinciali. Saranno premiati atleti, tecnici e dirigenti che si sono distinti durante la stagione sportiva appena conclusa. Per la provincia di Agrigento sono stati insigniti i dirigenti Stella di Argento Antonella Attanasio, delegato CONI Point Agrigento, e palma di bronzo a Lillo Gelo, allenatore appunto della ASD Pallamano Girgenti. Qua abbiamo proprio una ragazza di Lillo Gelo che gioca in Serie 2. Pasquale, dovevamo concludere quel discorso che riguardava gli atleti agrigentini che non riescono a sfondare con il grande nuoto nazionale ed internazionale. Perché? Sì, perché secondo me c'è poco coinvolgimento a livello di ricerca e formazione, di competenze dei tecnici, quello che riguarda la formazione di ricerca dei tecnici e dirigenti, ma mi volevo complimentare, voglio fare un passo indietro quando riguarda il lavoro. Tenelo in mano il microfono perché fai capriccio. Sì. Il lavoro di Lillo Gelo, perché veramente dimostra uno spirito sportivo non indifferente. E poi mi fa piacere Giuseppe, che è un agrigentino, che fa parte di una grossa squadra e gioca anche partite di una certa rilevanza. Questo è lo spirito, questo deve essere lo spirito sportivo, che creare una situazione in modo tale che per esempio un tecnico come Lillo Gelo che mette in campo ai 9 anni un campionato è importantissimo, perché fa esperienza, fa gruppo, e questi sono valori da tenere presente in tutti i campi, in qualsiasi tipo di sport: calcio, pallavolo, pallamano, rugby, ma in particolare il nuoto, perché il nuoto noi lavoriamo in questa maniera, coinvolgiamo a livello tecnico, a livello psicologico, pedagogico il bambino, e farli crescere in maniera sana e costante. Il nuoto è forse lo sport è più importante per la crescita di un bambino. Ma ripeto, è importante la ricerca, la formazione, tutto quello che riguarda la componente di un club, qualsiasi esso sia. Benissimo, io ringrazio gli ospiti intervenuti a questa sesta puntata di A Tutto Campo. Francesco Daino, capitano della Gragas Futsal, complimenti Francesco, e speriamo sempre in ottimi risultati per l'Acragas già da domenica a Polistena. Magari. Facciamo tutti gli scongiuri possibili e immaginabili ovviamente. Giuseppe Cuffaro della Fortitudo Agrigento, grazie Giuseppe, in bocca al lupo per tutto. Domenica la Fortitudo sfida a Treviglio, ancora a Pala Moncada. Sempre alle 6 in casa. Sempre alle 18, dunque ovviamente tutti invitati al Pala Moncada a seguire la Fortitudo. Federica Mitidieri, Pallamano Girgenti, tu giochi allo Sport Village, sì. Se non sbaglio. Vogliamo ribadire l'orario della partita? 17:30. Il giorno? Il sabato.
Pasquale invece gioca ogni giorno all'Hotel Tre Torri. Io ogni giorno, dal lunedì al sabato, e voglio precisare che la stagione invernale la svolgiamo all'Hotel Tre Torri, la stagione estiva invece ci trasferiamo all'Hotel dei Pini per i corsi estivi, quindi da ottobre a maggio all'Hotel Tre Torri, poi da giugno ad agosto all'Hotel dei Pini. Complimenti, è tutto, arrivederci alla settimana prossima, al lunedì prossimo e buonasera. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it. Cellulopoli, la città della telefonia mobile, punto vendita di Agrigento. Ti è mai capitato di dover chiedere aiuto per eseguire una semplice operazione con il tuo smartphone? Ad esempio salvare un numero in rubrica, scaricare un'applicazione, spedire una foto via mail o usare WhatsApp? Sei stanco di dover aspettare qualcuno che ti dia una mano ad utilizzare il tuo smartphone? Ti do una buona notizia. Questo è il corso che fa per te. Per informazioni e iscrizioni contattalo 0922 40 17 18.